Buongiorno e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. È morta a distanza di alcuni giorni la 74enne precipitata dal balcone della propria abitazione a Naro. La donna, che era stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso a Caltanissetta, è deceduta all'ospedale civico di Palermo in quanto i traumi riportati dopo la caduta dal secondo piano del proprio appartamento si sono rivelati troppo estesi. Un agente della Polizia Municipale di Siracusa è rimasto vittima di un'aggressione avvenuta durante la giornata di ieri in Corso Umberto, nel centro storico di Ortigia. Il vigile urbano aveva da poco multato il conducente di una macchina che parlava al telefono mentre era al volante. Ad intervenire contro l'agente sarebbe stata però una terza persona che avrebbe deciso di prendere le parti dell'automobilista con metodi violenti, sferrando un pugno. Un incendio autonomo ha coinvolto una Ford Fiesta lungo il tratto autostradale A18 Catania-Messina in direzione del comune peloritano poco dopo il casello di San Gregorio. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettere l'auto in sosta sulla corsia di emergenza e lasciare indenne il veicolo avvolto dalle fiamme. La direzione investigativa antimafia sta eseguendo su disposizione del Tribunale delle misure di prevenzione di Palermo un sequestro di beni per un valore di circa 20 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore Marco Campione, attivo in diversi settori economici e che è stato leader nella governance della società di gestione della rete idrica di Agrigento. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.